Buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Oggi a Misilmeri l'ultimo saluto a Sara Campanella, una grande folla commossa attorno alla bara bianca della 22enne vittima di femminicidio. Lutto a Messina e Palermo, l'arcivescovo Lorefice: l'amore non uccide, affetto ma anche rabbia tra i partecipanti, troppe vittime, adesso basta. La mafia che si trasforma, le estorsioni che diventano status per imporsi sul territorio e non più principale fonte di guadagno. Il business principale adesso è la droga. Il quadro viene fuori dalla commissione antimafia riunita oggi a Siracusa. Violenza giovanile, ora anche allo stadio. A riposto un arbitro accerchiato e aggredito a calcio e pugni durante una partita under 17. Altri giovani se le sono date di santa ragione tra di loro. Truffe agli anziani. Dopo il falso carabiniere e il finto operatore dell'Enel, a Catania gli impostori ne inventano una al giorno, anche perché sempre più vittime designate reagiscono e chiamano le forze di polizia. Catania, niente solarium la prossima estate in Piazza Europa. C'è il rischio che quel tratto di mare venga dichiarato non balneabile. Così il comune preferisce, per precauzione, non allestire la popolare piattaforma. Calcio Manita Palermo, i rosanero sconfiggono la capolista Sassuolo e vedono il campionato da un'altra prospettiva. Adesso il quinto posto occupato dal Catanzaro dista solo 2 punti. Rammarico Catania, i rossazzurri vanno in vantaggio con l'Avellino primo della classe, ma una doppietta di Patierno regala la vittoria agli Irpini. Dobbiamo crescere, dice Toscano. Bentrovati. Misilmeri si ferma per l'ultimo saluto a Sara Campanella, l'arcivescovo Lorefice: l'amore non è uccidere, palloncini bianchi e lacrime ai funerali dell'universitaria uccisa da un collega a Messina. Lutto cittadino anche nella città metropolitana, appunto a Messina. Marco Gulla. Le lacrime che si intrecciano con il dolore. Misilmeri ha reso l'ultimo saluto a Sara Campanella, uccisa una settimana fa da Stefano Argentino. La bara della giovane ragazza è stata portata a spalla dalla Chiesa delle Anime Sante, dove si è tenuta la camera ardente, alla Chiesa Madre, che si trova nella stessa piazza, e all'uscita, dopo le esequie, applausi, palloncini bianchi e lacrime in migliaia i presenti. Direi solo basta, basta. Troppe vittime, troppe persone, troppa tristezza, ci sta coinvolgendo tutti. Lei era al quinto anno quando io andavo al terzo, però eravamo nelle classi accanto ed eravamo praticamente sempre insieme. Tanti giovani hanno indossato una maglietta bianca con la scritta nera "No violenza". Mi amo troppo per stare con chiunque. La frase che Sara aveva sulla sua bacheca Facebook campeggia nella piazza gremita. Parole dure e significative da parte dell'arcivescovo Corrado Lorefice. Qui, sconvolti, senza parole, dinanzi al corpo di Sara, corpo martoriato, sacrificato, vita che ci è stata rubata. Perché? Ancora una volta risuona un grido: perché? Perché? Una domanda che riecheggia nella piazza che oggi piange per Sara. I familiari vengono avvolti dal calore di amici e parenti. Un dolore troppo forte, l'amore non uccide, è assurdo, tuona Lorefice. Consegnando con voi e per voi la cara Sara, la nostra Sara, nelle braccia del Padre, al suo abbraccio che non delude e non finisce. Catania, 7 kg di cocaina in uno zaino apparentemente abbandonato accanto a un cestino di rifiuti nel quartiere San Cristoforo è stato trovato dai carabinieri, lo vediamo, in una viuzza secondaria. La droga era suddivisa in 8 panetti e avrebbe potuto fruttare oltre 2,5 milioni di euro una volta suddivisa in dosi e immessa sul mercato dello spaccio.
E proprio la droga diventa una delle principali fonti di guadagno della criminalità che approfitta della sempre più ampia diffusione tra i giovani. Oggi in prefettura a Siracusa è arrivata la commissione regionale antimafia. Il presidente Cracolici ha puntato i riflettori anche sulle estorsioni e la paura di denunciare. Francesco Loi. Non ci sono denunce. Anche le associazioni anti-racket, che qui sono 5, evidenziano una difficoltà di aggregazione e di associazionismo. Le estorsioni non più come fonte principale di guadagno, ma come modo per imporsi sul territorio. A dirlo è il presidente della Commissione regionale antimafia in prefettura a Siracusa per fare un quadro sulla criminalità in provincia. Il tema che ci interessa capire è come questi affari poi si redistribuiscono e si reinvestono nel sistema cosiddetto dell'economia legale. Quella di oggi è una mafia diversa, che agli spargimenti di sangue preferisce agire nell'ombra. In questo periodo tra i clan del siracusano c'è poca conflittualità. Significa che gli affari vanno bene. E si è in qualche modo inserita nel tessuto economico e sociale con maggiore capacità di evitare, di impaurire, di avere reazioni anche da parte dell'opinione pubblica, e quindi si alza la soglia di convivenza. Nel mirino dei gruppi criminali c'è anche il settore del turismo. Spesso anche le attività sono riconducibili a prestanome. E poi c'è la piaga dello spaccio. Le piazze fruttano sempre più, ricercate anche dai giovanissimi. La droga più diffusa è il crack. Per acquistarne una dose, infatti, serve appena qualche euro. Violenza giovanile allo stadio. A riposto un arbitro è stato accerchiato e picchiato durante una partita under 17. Il video ha fatto il giro dei social e sull'episodio adesso indagano i carabinieri. Adelaide Barbagallo. Violenza e aggressività giovanile arrivano sino ai campi di calcio. Una partita si è trasformata in un violento ring allo stadio Luigi Averna di Riposto durante un incontro playoff under 17 provinciale tra la squadra locale Russo Sebastiano Calcio Riposto e il Pedara. L'arbitro è stato accerchiato, spintonato, picchiato. L'episodio è stato ripreso dagli spalti e il video che sta facendo il giro dei social è quello che stiamo vedendo. Ma c'è di più, la partita con tanto di spettatori si è disputata nell'impianto di Torre Archirafi, chiuso al pubblico per l'inagibilità delle tribune. Tutto è avvenuto durante i tempi supplementari della partita. Vediamo come l'arbitro improvvisamente è stato accerchiato a giocatori ed altre persone entrate in campo e costretto a difendersi il volto dai calci e dai pugni sferrati con violenza, fin quando un uomo lo ha sottratto alla furia del gruppo trascinandolo a bordo campo. La lite ha coinvolto quindi altri giovani che se le sono date di santa ragione con scazzottate, pugni e spintoni. Sulla vicenda indagano i carabinieri giunti sul posto a porre fine il parapiglia, ascoltare i testimoni e adesso con la visione del filmato procedere con eventuali denunce. Il DASPO e l'esclusione dal campionato della squadra ritenuta responsabile dell'accaduto. Alle due squadre i carabinieri contestano anche il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. E a proposito di questo, la società sportiva Russo Sebastiano Calcio Riposto condanna con fermezza l'intollerabile aggressione perpetuata ai danni del direttore di gara da parte di alcuni suoi tesserati, avvenuta due giorni fa durante una partita dell'Under 17 di cui vi abbiamo parlato, e annuncia che si costituirà parte civile nei confronti di eventuali maggiorenni coinvolti negli eventuali processi che potrebbero poi scaturire. È quanto si legge sulla pagina ufficiale della società su Facebook. E adesso parliamo delle truffe agli anziani, dal finto operatore dell'Enel fino alla balla del curriculum della vittima designata. Gli impostori si reinventano in continuazione anche perché tanti anziani si mostrano informati. Il consiglio è uno solo: chiamate subito polizia e carabinieri, come ci spiega Roberta Lunghi. L'ultima che vi abbiamo raccontato è la truffa del finto operatore dell'Enel, insomma la macchina delle truffe nei confronti di anziani e persone fragili si arricchisce sempre di nuovi capitoli. Se i truffatori inventano sempre nuovi sistemi prevalentemente indirizzati ad anziani e persone fragili, parallelamente l'attività delle forze dell'ordine è sempre più capillare. L'informazione continua a raccontare di persone truffate, ma anche di chi proprio grazie ai servizi giornalistici si sente intoccabile. La truffa del finto incidente. Non me questa la conosco da svariati anni.
dello specchietto e del ciuffo e caporia uguale. Quindi a lei non la possono fregare? Ma poi mai. In tanti comunque si mostrano informati. È tipo un incidente, un figlio, insomma, e altre cose. Ho chiamato 2 volte questi qua, che è il maresciallo, l'avvocato, sì, a mia moglie, però non nel telefonino, nel fisso. Mia moglie dice, ma guarda, io non ho figli. Sì, l'ho vista in TV tutta questa storia che ci sono truffe. Il pacco, il finto incidente, i finti dipendenti dell'INPS e poi lui, tra le ultime new entry. Che mi è arrivato il curriculum, ma se io non ho mandato, che curriculum devo mandare? Chiudo direttamente. E se il curriculum inviato sembra essere il sistema di truffa meno creduto, c'è chi racconta di nuovi espedienti e così arriva il finto inviato dell'amministratore di condominio. Il capocondominio aveva detto di dare 100 euro per cambiare la pulsantiera. Lei gliel'ha dati questi 100 euro? Sicuramente. Io appena ho sentito questo, aspetta che chiamo l'amministratore, appena ho detto chiamo l'amministratore è scomparso la circolazione, non si è visto più. Dia un consiglio a chi invece ricevesse queste telefonate, cosa bisogna fare? Chiamare subito i carabinieri o qualcuno di familiare. Studenti in piazza a Mazara del Vallo per denunciare i disagi nella sanità dopo lo scandalo dei referti in ritardo. Laura Spano. Si sono ritrovati in Piazza della Repubblica a Mazara giovani e meno giovani per un momento di riflessione sullo stato della salute pubblica dopo lo scandalo che ha coinvolto l'ASP trapanese. Lo slogan Mazara sicura, un segnale in occasione della giornata mondiale della salute voluto dal Movimento Nuovo Vento del Sud insieme ai comitati studenteschi dell'Istituto Industriale d'Altavilla, dell'Istituto Ferrara, del Liceo Ballatore, del Liceo Artistico Regionale Morello. Oggi il Nuovo Movimento del Sud si mobilita insieme ai ragazzi delle scuole superiori di Mazara del Vallo per vedere rispettato un diritto, il diritto alla salute, l'articolo 32. Oggi 7 aprile, giornata mondiale della salute, noi ci sentiamo di dire che a Mazara del Vallo questo non è oggi giornata della salute. Essere qui oggi è fondamentale, quello che è successo nell'ultimo periodo a Mazara non è un incidente, è un sintomo di un sistema malato che dobbiamo curare, per cui oggi siamo qui per chiedere giustizia, per chiedere dignità, per chiedere sicurezza. L'evento nasce dalla volontà di denunciare i disagi del sistema sanitario pubblico che hanno colpito duramente i cittadini mazzaresi della provincia di Trapani. Tra le criticità più gravi emerge il ritardo nella refertazione degli esami istologici presso l'ASP di Trapani, una vicenda venuta alla luce dopo la coraggiosa denuncia della professoressa Maria Cristina Gallo, insegnante dell'Istituto Industriale di Mazara. Scappa con i soldi dei regali del matrimonio il giorno prima di convolare a nozze. Non è un film, ma è la storia vera accaduta in un paesino del Palermitano. Il futuro sposo in fuga era paziente della futura moglie, che era una psichiatra. Desiree Ferlito. Si sta girando! Scappa! È andata! La chiamano la sposa che scappa. Questa volta a scappare è stato lo sposo, storia di un amore complicato a Balestrate in provincia di Palermo, protagonisti 2 54enni. Lui è paziente di lei, che però è anche la sua ex psichiatra, che dopo avergli curato la depressione decide di sposarlo. Sempre lui, forse non del tutto guarito, e da qui dovrebbe valere la regola, mai mischiare il lavoro con la vita privata, lascia lei, sempre la sua psichiatra, il giorno prima delle nozze. Il caso, denunciato dalla donna e seguito dagli agenti del commissariato San Lorenzo, diventa tale però perché il promesso sposo nel fuggire ha portato via le buste contenenti il denaro regalato alla futura coppia da amici e parenti, invitati alle nozze, saltate per la scomparsa di lui. La futura sposa ha cercato di contattarlo più volte, ricevendo in risposta solo messaggi, frasi come "ti amo ma me ne vado". Gli investigatori che lo hanno rintracciato in automobile sul lungomare di Balestrate, con lui hanno trovato anche il denaro, che è stato recuperato e riconsegnato alla donna. Ai poliziotti lo scomparso ritrovato ha spiegato di aver avuto con la sua ex psichiatra una discussione sulla presenza o meno di alcuni invitati. Dopo quei momenti di tensione e altre discussioni, la fuga con il denaro della cassa comune, ritrovato come il promesso sposo.
Un bambino di 4 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente tra un'auto e uno scooter elettrico nel quartiere di Bocca di Falco a Palermo. Il piccolo, che si trovava a bordo dello scooter, è stato portato prima all'ospedale in Grassia e poi scortato dai carabinieri all'ospedale dei bambini. Le sue condizioni sono ritenute gravissime ed è stato intubato e ricoverato in rianimazione. Gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale stanno ricostruendo l'accaduto. Andiamo a Catania, niente solarium la prossima estate in Piazza Europa. Ci sono delle verifiche in corso e c'è il rischio che quel tratto di mare venga dichiarato non balneabile. Così l'amministrazione comunale, per precauzione, preferisce non allestire il solarium. Adelaide Barbagallo. Un pezzo di mare a Catania, uno dei più amati, quello di Piazza Europa, non vedrà la prossima estate il solarium, così tanto frequentato nelle stagioni passate. Non sarà allestito per problemi di sicurezza balneare. Non ci sentiamo di aprirlo e di inaugurarlo. Per quale motivo? Sicuramente, visto quello che è accaduto l'anno scorso, di quelle chiazze ci sono delle verifiche non di nostra competenza, di altri enti che stanno verificando, e noi non ci prendiamo una responsabilità. Preferiamo attendere una stagione e poi riaprire l'anno prossimo dopo che tutte le verifiche siano state fatte. La chiazza scura avvistata la scorsa estate ha sollevato il problema che è annoso, le fognature mai completate con liquami che sfociano in mare, un problema conosciuto da tempo. Quindi il mare lì non è sicuro? Questo non siamo noi a dirlo come comune. Io penso che sia sicuro e che sia pulito, però onestamente non possiamo prenderci questa responsabilità, questo rischio per i catanesi e per le persone che frequentano il nostro mare. Le verifiche non sono di vostra competenza, però potete anche sollecitarle. Stiamo sollecitando chi di competenza sia per quanto riguarda questo spazio, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i torrenti, i Forcile Arci. Di contro l'assessore conferma l'apertura delle 3 spiagge libere della Playa e i solarium della Spiaggetta Nera e del Nautico. Verranno montati il solarium di San Giovanni Licuti, che sarà ingrandito, e verrà riconfermato il solarium di Onnina, detto del Nautico, che conta più di 2000 metri quadrati. Ci sono dei progetti per aprire altre spiagge libere alla Playa, ma l'assessore su questo punto non si sbilancia e in ogni caso, se qualcosa avverrà, non sarà certo nell'estate ormai alle porte. Andiamo a Verona, al Vinitaly, un minuto di silenzio per ricordare Marisa Leo, socia di Donne del Vino e vittima di femminicidio nel 2023. Al padiglione 2 di Verona, la Sicilia raccontata attraverso la viticoltura con un occhio ai dazi americani. Orazio Longo. Leader del vino biologico in Italia e seconda regione dopo il Veneto per estensione vitata. Con questi numeri la Sicilia si è presentata al Vinitaly 2025 a Verona, ospite del padiglione 2. Un minuto di silenzio ha aperto il talk sul ruolo della donna nel comparto siciliano per ricordare Marisa Leo, la socia delle Donne del Vino, vittima di femminicidio. 120 le aziende che hanno deciso di essere presenti al più importante salone internazionale dedicato al vino per raccontare la produzione isolana con un occhio puntato su quello che è diventato il principale punto interrogativo dell'economia mondiale in queste settimane, ovvero i dazi, con un mercato americano, statunitense, che rappresenta ad ora il 20% delle esportazioni. Il consumatore americano è appassionato ai vini italiani, riferendomi al territorio Etna, è molto appassionato, infatti i nostri vini rappresentano un po' le nuove tendenze del consumatore, sono vini molto freschi e con questa spiccata acidità e mineralità. Sono sicura quindi che si arriverà a una conclusione che sia positiva per tutti. Noi abbiamo tanti di quei problemi che i dazi secondo me sono l'ultima cosa di cui ci dobbiamo occupare, anche perché a mio avviso noi non possiamo fare nulla se non accettarlo. Speriamo bene, perché i dazi emessi da uno Stato impoveriscono lo Stato che emette questi dazi, per cui vedremo come andrà a finire, ma io credo che non è un problema grosso, si risolverà da solo. Una via tracciata dalla regione, spiega l'assessore Barbagallo, è quella di sviluppare l'enoturismo. Oggi la Sicilia conta 24 vini DOP e 7 vini IGT, quest'anno premiata dall'Istituto Internazionale di Gastronomia, Cultura, Arti e Turismo. Trapani, Agrigento e Palermo sono le principali province produttrici, con vitigni autoctoni come il Nero d'Avola, il Catarratto e il Grillo. In crescita il prodotto della provincia di Catania con l'Etna Bianco, che ha conquistato negli ultimi anni una notorietà internazionale. Generazione Z e lingua italiana. Una gara organizzata dalle scuole ha deciso di premiare a dicembre a Roma la parola più giovanile di quest'anno. Prima tappa al liceo Cutelli di Catania. Desiree Ferrito.
Aesthetic. Brain rot. Chill. Tragliardare. Chill. Let's go, let's go. Chill. Chill. Informale, creativo e spesso irriverente. Parliamo del giovanilese, tra cringe, boomer, trigger, lollo e scippare. Il vocabolario della generazione Z è ormai una lingua a sé, con i suoi codici e le sue regole. Lei è abbastanza chill? Non lo so. Chill. Chill, professore? Non sa cosa vuol dire, vero? Per questo un contest promosso dalle scuole, prima tappa il Cutelli di Catania, ha deciso di premiare la parola giovanile del 2025. Chill per me è come è uno stile di vita, perché la persona chill è una persona tranquilla che non si lascia tutto alle spalle. Aesthetic, che vuol dire? No, non c'è un significato. Brain rot, vuol dire marciume del cervello. Let's Goski, andiamo a Let's Goski. Let's Goski si fa così con la mano. Let's Goski, andiamo a Let's Goscare. Il progetto, ideato dal linguista Massimo Arcangeli, vede la collaborazione di prestigiose istituzioni culturali come la Rete Nazionale dei Licei Classici, l'Accademia della Crusca, la Società Dante Alighieri e diverse case editrici. Giocano molto col linguaggio da sempre i giovani e si divertono a sfidare gli adulti anche su parole che potrebbero avere in quel momento alcuni significati che si possono intuire, ma in realtà invece puntano a destabilizzare il mondo degli adulti con parole assolutamente inusuali e inventate. Professore, noi adulti come facciamo a stare al passo? Noi dobbiamo stare al passo giocando magari un gioco a partita doppia, cioè possiamo proporre a tanti giovani parole che sono in via di estinzione o che stanno scomparendo e sfidarli sul loro campo. Andiamo per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio. Palermo bello e vincente ieri al Barbera contro il Sassuolo. Tripletta di Poyampalo, rosanero che vedono adesso le posizioni di prestigio della classifica. Marco Gulla. Una manita che può cambiare la storia del campionato rosanero. Il Palermo batte 5-3 il Sassuolo e rinsalda la posizione in zona playoff. Adesso il quinto posto occupato dal Catanzaro dista solo 2 punti. Tutto è davvero possibile. Una vittoria che incorona Joel Poyampalo, autore di una tripletta e protagonista anche negli altri 2 gol. Il finlandese è un uragano e si abbatte sul Sassuolo capolista. Segna il primo gol, propizia il secondo, che è autogol di Tojan, fa il terzo con grande tenacia, diventa assist man per Segre per il 4-0 e poi segna il gol della sicurezza dopo la reazione dei neroverdi. Un attaccante con la A maiuscola che può spostare gli equilibri. Yeah, it's a fantastic performance from the whole team. It's obviously against a very strong team like Sassuolo, who is almost promoted to Serie A. It's a very good game that we brought to the pitch with the whole team, and obviously on a personal level, scoring 3 goals in the game, it's always very special, and it's a fantastic feeling. But today we can celebrate this, and tomorrow we need to start concentrating on Bari. Il Palermo gioca bene, per la seconda volta in campionato raggiunge la seconda vittoria consecutiva. Oggi è stata una bella partita, 2 squadre che si sono affrontate a viso aperto, si sono visti anche tanti gol, ahimè per certi aspetti, perché potevamo un pochino limitare il loro bottino, fermo restando che davanti avevamo una corazzata e ce l'ha fatto vedere, perché fino alla fine sembrava quasi che la partita potesse tornare in equilibrio, una partita che sembrava quasi chiusa, quindi prendiamo tante cose positive e dobbiamo tirar fuori da questa prestazione la consapevolezza che può darci questa partita. Vittoria in archivio, il Palermo deve già lavorare per la partita di venerdì a Bari. E il Catania chiude in casa con l'Avellino la sua serie utile. Gli irpini si impongono 2-1 dopo il vantaggio etneo firmato Lunetta. Catania positivo nel primo tempo ma in difficoltà dopo il vantaggio ospite. La vittoria interna manca ormai da più di 2 mesi. Marco Carli. In un Massimino in cui si respira aria di grande evento con quasi 19.000 persone, coreografie e passione, il Catania parte forte con un Lunetta indemoniato che assalta gli spazi e che trova il vantaggio nonostante la prima deviazione di Iannarilli. Il gol esalta ma non illude. Tutti conoscono la forza dell'Avellino, che infatti pareggia subito con un Eurogol di Patierno. Sarà lui a decidere l'incontro dopo un primo tempo in cui i rossazzurri si fanno preferire agli irpini per gioco e intraprendenza. Ma nel calcio gli attaccanti sono fondamentali e Patierno è uno di quelli di categoria
che fanno la differenza. In una ripresa più spigolosa il suo tiro, per la verità strozzato e non irresistibile, vale l'1-2. Da quel momento l'Avellino ci mette tutto il mestiere. Toscano cambia, inserisce anche Inglese, il suo ritorno al meglio sarà fondamentale per i playoff, ma il Catania non riesce a cambiare volto alla partita, decisa dai colpi di un attaccante, ma Toscano lo dice chiaramente, c'è dell'altro. Noi dobbiamo crescere su questo aspetto perché il livello ai playoff sarà questo, dobbiamo essere più esperti, più cinici, più sporchi a volte. La prestazione, soprattutto nel primo tempo, resta, ma i numeri sottolineano anche che i rossazzurri non vincono in casa dal 26 gennaio, 3-1 al Giuliano. Se vorranno essere protagonisti nei playoff, il Massimino deve tornare a essere un fattore positivo. Sia in casa che fuori comunque abbiamo mantenuto una striscia positiva. È vero che non vinciamo da tanto, però la cosa importante è aver recuperato posizioni, stiamo recuperando quasi tutti, per cui possiamo dire la nostra. Ancora una piccola pausa e poi ritorniamo per gli aggiornamenti finali. Bene, non ci sono ulteriori aggiornamenti, il TG finisce qua, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Arrivederci.